Giulia De Campo è un avvocato civilista di 51 anni, sposata e madre di 2 ragazze che da oltre 20 anni vive a Cadoneghe. Un impegno nel sociale il suo che l'ha portata a candidarsi. Ho vissuto a diretto contatto con quelle che sono le problematiche delle scuole, sia a livello di infrastrutture e sia anche nei rapporti con le famiglie. Nel frattempo sono riuscita anche proprio a scoprire quali sono le criticità e le emergenze territorio e infrastrutture. Parliamo di polo sanitario, parliamo appunto di scuole, di spazi verdi e ho compreso quanto sia importante riprendere in mano la situazione di Cadoneghe perché le vecchie e l'attuale amministrazione non hanno portato avanti quello che è l'interesse di tutti i cittadini. Un programma composto da 11 punti, quello di Giulia De Campo, nato dall'ascolto dei cittadini. Tra questi la mobilità e la viabilità, ma non solo. La prima cosa che farei è proprio quella di andare a toccare la manutenzione delle infrastrutture scolastiche. Ad oggi ancora abbiamo segnalazioni con infiltrazioni sanitarie non funzionanti. Pretendo che i nostri studenti vivano il tempo scuola in salute e in benessere. Poi andremo anche a riqualificare quello che è il verde pubblico e riqualificare si intende dare uno sguardo innovativo, accattivante, in modo che sia a dimensione di famiglie, di giovani e di anziani. Poi andremo a riqualificare quello che è il distretto sanitario. Oggi il distretto sanitario è completamente inefficiente. Giulia De Campo è supportata da una lista civica Cadoneghe per tutti. È una lista civica formata da persone che hanno entità, identità personali, professionali e politiche completamente distinte. Ognuno di loro ha competenza e non si può dare una valutazione di destra o di sinistra. Noi siamo delle persone che si mettono a servizio della collettività. Noi infatti non chiediamo ai cittadini di non votare i simboli o le appartenenze, ma di votare la sostanza, le persone.